Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è venerdì 14 gennaio, dunque ormai abbiamo quasi scavalcato la metà del primo mese dell'anno, eppure sembrava ieri che festeggiavamo per lasciarci alle spalle il 2021. Bene, ma comunque c'è, come dire, una promessa di aspettative, di cose migliori che ci attendono e dunque vediamo appunto cosa ci riserva anche in base alle vostre domande. Vi ricordo un paio di cosine, le solite che normalmente dico all'inizio delle dirette, così do l'occasione o la possibilità alle persone di raggiungerci, di unirsi a noi, di porre la loro domanda, mentre vi ricordo uno, che il venerdì siamo impegnati con i riequilibri radiestesici. Ogni venerdì infatti eseguiamo i protocolli di riequilibrio che non hanno niente a che vedere con la magia e sono pratiche di radiestesia attiva che servono a riorientare tutte le frequenze delle persone che si sono affidate a noi e che ci hanno incaricato di questo compito sulle frequenze migliori. Dunque la rimozione di cose represse, di vecchie ferite, traumi, il recupero dei frammenti d'anima, la rimozione anche di quelle che sono entità parassite, larve, parassiti astrali, schemi mentali, sono tutte entità che esistono nei piani sottili e che si possono agganciare differentemente sul corpo eterico, sul corpo astrale, sul corpo mentale, sul corpo emozionale, sono tutti livelli, come se il nostro organismo fosse una grande cipolla, no? Dove via via il nucleo è visibile e gli altri strati sempre meno visibili eppur esistenti. Dunque queste procedure ci aiutano insomma a rimuovere ciò che ci ostacola, ci blocca e reindirizzare la nostra vita verso ovviamente opportunità e situazioni migliori. Detto questo, vi ricordo anche che siamo su Facebook, nei gruppi Cassi Sacerdotali e nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Ovviamente collaboriamo anche con altri gruppi che ci ospitano con affetto e con calore, però se vi interessano questi argomenti potete chiedere di iscrivervi appunto nei gruppi che vi ho nominato, proprio perché quotidianamente condividiamo materiale in modo completamente gratuito e anche sempre in modo gratuito condividiamo materiale dal sito ilcapitano.altervista.org dal 2015, dunque entriamo nel settimo anno, anzi abbiamo quasi compiuto 7 anni, entreremo nell'8º. In questo sito trovate moltissimo materiale, risorse free che potete appunto scaricare e mettere subito in azione per apportare ovviamente qualche modifica, qualche piccolo insomma riequilibrio. È chiaro che lavorano molto meglio le cose personalizzate, ma sono comunque un bellissimo contributo e un punto di partenza, quantomeno per rendere le persone consapevoli dell'esistenza delle forze sottili, delle energie sottili, delle onde di forma. Molti dei circuiti, se non quasi tutti ormai, raccolti nelle dispense sono stati anche spiegati nei nostri canali YouTube, nostri perché intendo il canale YouTube del Marietto Veneziano e il mio canale YouTube che si chiama Hildegarda. Dunque se vi interessano queste e anche tutte le discipline esoteriche delle quali ovviamente ci occupiamo, troverete informazioni, video, condivisioni, indicazioni, istruzioni eccetera nelle varie playlist che abbiamo appunto organizzato nei nostri canali. Ovviamente il sito contiene anche la sezione shop. Nella sezione shop trovate quelli che sono i nostri servizi professionali, tra cui il famoso ormai ciondolo sefirotico, è un talismano molto importante e si propone appunto non solo di migliorare ogni ambito della nostra vita, ma anche è caricato e programmato per la protezione. Ciascuno di noi poi può anche eventualmente decidere di configurare, diciamo così, con programmi personali il proprio amuleto talismano e caricarlo di programmi e frequenze per raggiungere i nostri scopi ed obiettivi. Benissimo, io direi
di ricordare agli amici che si collegano da Facebook di autorizzare StreamYard a pubblicare i commenti, in questo modo vedremo il vostro nome e potremo rispondere alla vostra domanda. Vi ricordo inoltre che cerchiamo sempre di dare la possibilità alle persone di avere una risposta, dunque anche a persone nuove, non solo di avere una risposta, ma anche di conoscere la nostra professionalità oppure le nostre competenze. Che dirvi? Nella domanda ricordate di mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere mirata, significa niente cose generiche, non sono utili a voi, nel senso che tanto solo per sapere come va non ha senso, preferiamo dare magari spazio a qualcuno che ha un'urgenza, una domanda più precisa. Se la domanda invece è precisa e dovesse riguardare una persona che non siete voi, oltre al vostro nome e la vostra data di nascita dovrete mettere anche il nome e la data di nascita della persona sulla quale ponete la domanda. Benissimo, io direi comunque di cominciare. Abbiamo allora, intanto ci sono appunto delle persone, c'è anche Marina che mi fa piacere, non so se Marietto può mettere un attimo online il suo commento. Cara Hilde, ho con me il tuo ciondolo e sono felice di possedere tale saggezza esoterica nella sua massima espressione, anche molto bello esteticamente. Grazie, grazie Marina, è un piacere. Benissimo, allora cominciamo a rispondere. Zoe, buonasera, sono Raffaella, 15 agosto del 69. Vorrei sapere se Luca, 29 gennaio 72, si farà vivo. Vediamo. Vediamo Luca. Se si fa vivo con Raffaella. Ovviamente nel farsi vivo intendiamo che contatterà insomma in qualche forma o modo Raffaella. Vediamo un po'. Allora, ma io non so se questa indicazione che abbiamo al taglio voglia dire che magari in un contesto recente ci sia stata una qualche discussione, così parlando. Ovviamente una discussione non di natura serena, visto la carta della gelosia. Vediamo comunque di... Allora io direi proprio di sì, anche se è un andamento ad altalena, dunque un po' va avanti e un po' indietro, ci sono assolutamente dei passaggi dove si vede di nuovo arrivare, non è nell'immediato, ma è nel prossimo periodo, comunque entro 15 giorni, un mese, lo vediamo di nuovo ritornare sui suoi passi, poi vediamo di nuovo cambiare opinione, quasi come se fosse dietro un calcolo o dover fare due conti se incontrarti o meno, e dunque comunque sembra non solo che si faccia sentire, ma la possibilità che ci si veda anche fisicamente e nell'esito comunque vedi che di nuovo ci sarà di nuovo un incidente di percorso o un blocco improvviso o comunque qualche ostacolo non preventivabile, ma alla fine c'è comunque un ritorno. Attenzione, voglio dirti che non è così tutto così semplice. Ho omesso una parte in questo momento, che è la parte del presente, ma adesso la andiamo ad affrontare, e non è così semplice perché c'è un atteggiamento ambiguo di intimità, però quasi come se fosse un suo vantaggio o un qualcosa di cui non dico che si approfitta, ma, qualcosa di opportunistico nel suo fare e che ti lascia sempre un po' così, un po' nell'aria, non sai mai cosa aspettarti veramente. È una carta un po' di, così, incertezza. Nel presente vedi, c'è una qualche situazione comunque che lo distrae parecchio, qualcuno che si è inserito nel vostro contesto e però c'è anche un'altra cosa, c'è un continuo morboso controllare, spiare, va bene? Dunque
anche se non si è ancora fatto sentire o non si fa sentire nell'immediato, come ti ho detto comunque lo farà entro i prossimi 15 giorni, massimo 1 mese. Di fatto però il suo riavvicinarsi non è definitivo, non è chiaro e ti lascia sempre un po' incerta. Comunque, nel passato non sono stata lì a dirlo più di tanto, ma nel passato si è visto un coinvolgimento importante, e anche la possibilità che ci fosse un'idea o un non dico un progetto, ma l'idea appunto di un qualcosa che avesse sbocco in futuro. Okay, bene. Vediamo un pochettino di passare alla prossima domanda. Okay, allora Margherita, suppongo che, Margherita tu abbia questo nome effettivamente e chiede se trova lavoro perché attualmente è disoccupata. 2 ottobre del '62, rispondiamo allora a Margherita. Prego, prego, mi sembra che Raffaella, giusto? Allora vediamo Margherita. 2 ottobre del '62. Vi ricordo comunque che siamo disponibili per consulti professionali, vedete il mio numero scorrere in sovraimpressione. E Margherita e il lavoro, vediamo un po'. Ah, bene. L'indicazione del taglio è positiva. Ora speriamo che anche l'approfondimento fatto dalla stesa ci dia delle buone notizie. In questo momento comunque esorta a cercare, a avere fede, continuare a guardarti intorno. Vediamo un po'. Allora, ecco qua. Cosa si vede? Che effettivamente nel passato recente, qualcosa, forse a livello contrattuale, forse a livello di accordi, comunque è andato a bloccarsi. Dunque, un lavoro che già ti dava dei pensieri, delle preoccupazioni, alla fine è giunto il capolinea e, per un po' vedo un po' di, come dire, quasi come se portassi il peso di una colpa, no, di magari, di aver commesso un qualche errore. In ogni caso, c'è un blocco o esiste un blocco a partire dal passato un pochino nella direzione economica, ma c'è anche comunque, la possibilità che, qualche conoscenza, qualche persona comunque a te vicina in qualche modo ti abbia aiutato. In questo momento, come vedi, sembra comunque possibile poter valutare delle opzioni, però queste opzioni in qualche modo non sono totalmente affidabili o comunque se c'è qualche possibilità probabilmente, genera delle problematiche nuove o insospettate per quanto riguarda la casa, cioè la tua famiglia. Dunque è vero che stai vagliando delle cose ed è vero che ci sono dei problemi, ma, ehm, in qualche modo sono problemi nuovi, cioè qualcosa che devi attenzionare perché probabilmente queste opzioni lavorative, anche se dovessero risolvere qualcosa, potrebbero portare altri problemi. Di fatto nel prossimo periodo, potresti ricevere un'offerta, una proposta per il quale magari farai anche un colloquio, perché comunque c'è la carta della stanza, dunque diciamo che, ti viene proposto qualcosa, ma questo qualcosa nasconde una problematica. Cioè si vedono delle opzioni, delle possibilità che faticano a decollare, come se ci fosse comunque una qualche insidia dietro, okay, e possibilmente anche,
come dire, qualcuno che volutamente cerca di interferire. Dunque attenzione perché, magari è meglio se non condividi con qualcuno o con qualcuno che magari per il quale nutri fiducia e nemmeno sospetti, le tue possibilità, perché c'è comunque, non escludo che qualcuno interferisca anche per invidia. Allora, nel prossimo periodo comunque, forse vedi questo colloquio, nonostante le difficoltà o le problematiche che vedrai un pochettino, infittirsi o darti più problemi, dunque più pensieri, nonostante questo sceglierai comunque di accettare un lavoro, cioè c'è una proposta, un qualcosa che effettivamente avviene nell'ambito del lavoro, anche se non sembri proprio fare i salti di gioia. Certo, c'è la contentezza di aver trovato qualcosa, ma non è certo una piena soddisfazione. Sicuramente rimpiangi una situazione lavorativa del passato, però effettivamente è sempre meglio che niente. E, cosa c'è qui? È possibile comunque che nonostante troverai un qualcosina tanto per non stare proprio a casa o comunque per avere, seppur piccoli, guadagni, però averli, ehm, ti vedo parlare di quello che desideri, di quello che speri o che sogni con delle persone a te vicine. Possono essere i parenti, possono essere gli amici, e però attenta perché vedi, non so come mai, ma in vari punti viene fuori che non sei molto ben accompagnata. C'è qualcuno che non, un po' così, è un po' negativo verso di te. Dunque devi fare attenzione perché, mentre tu spiegherai o parlerai a cuore aperto, ci sarà comunque qualcuno che, non è che proprio ti sosterrà, okay, dunque devi fare un pochino attenzione. Comunque qualcosa viene fuori, qualcosa c'è, tanto per non per fare anche qualcosa, per non perdere il ritmo. Però ecco, non vedo proprio una sistemazione dove, sarai comunque contenta di fare qualcosa, non era quello che sognavi, però non starai a casa. Allora, mi raccomando attenzione a con chi parli. Stefania: "Buonasera Hilde, vorrei sapere se riuscirò a vendere la mia casa. Grazie, 2 gennaio del '71". Okay. Vediamo un pochettino per Stefania se riesce a vendere la sua casa. Vi ricordo comunque, che, è importante che, non poniate sempre le stesse domande alle sibille, cioè quando al di là se venite qui, che chiaramente cerco di dare spazio a tutti, prima o poi di porre la propria domanda, mi raccomando anche, ma ve lo dico anche se andate altrove, non fate ubriacare le sibille, perché in poche parole, finiscono col non rispondervi più, okay, non per come vorreste, magari voi, ecco. Oppure sembra proprio che voi cerchiate di ottenere una risposta fino a che non trovate quella che vi piace di più, allora vi esaziate. Dunque non è l'atteggiamento giusto nei confronti di questo genere di divinazioni. Allora Allora sì Elisabetta, ti leggo, ma come s ho appena spiegato cerchiamo di dare spazio a tutti, mh. Allora vediamo un pochettino, e quando dico cerchiamo è perché io considero anche le risposte del marietto quando vi vengono date. Allora, Hilde vorrei sapere, okay, vorrei sapere, dunque mi è sparito il messaggio della persona di Stefania, della casa, okay, vediamo. Vediamo la casa. Ehm, beh, sicuramente, hai una speranza in più se permetterai a qualcuno di aiutarti. Dunque è possibile che un aiuto
Allora, dunque, si vede qui, ehm che, ci sono stati dei movimenti, delle novità e anche probabilmente delle visite. Vedi che ci sono comunque c'è una carta di movimento, forse è stata cambiato l'approccio, l'offerta in qualche modo e, qualcuno è anche venuto a vedere, qualcuno si è dimostrato interessato, e qualcuno però ha anche fatto vedere, o si è mostrato un pochettino così. Comunque di fatto quello che si vede in questo momento è che a breve dovrebbe tornare a visitare questa casa una persona che l'ha già fatto, però ci sono delle situazioni che, questa persona cercherà di manipolare per scendere di prezzo. Dunque vedo che forse avrà un atteggiamento che a te un po' disturberà, ecco, non magari ti infastidisce anche questo trattativa al ribasso, perché per te questa casa ha un valore. Allora, ce l'ha a prescindere, ma in particolare ce lo ha per te. Comunque sembra proprio che nonostante, qualche rilancio, ehm, arrivi comunque una notizia proprio legata alla casa e una proposta, un'opportunità, però devo dirti che la vedo anche che si blocca, mh. Non so se si blocca perché la bloccherai tu, perché magari non ti sembra molto interessante o comunque questa trattativa in qualche modo si arena. Di fatto io vedo che effettivamente poi si stringe un accordo che può essere abbastanza vantaggioso, okay, e, però deve essere probabilmente con qualcuno che non è del posto. Dunque la trattativa si terrà con qualcuno alla distanza. C'è qualcosa del genere. Dunque, vediamo, forse non è un male dunque che quell'altra offerta al ribasso si blocchi, perché ti vedo uscirne vincente, Bene. Vediamo la prossima. Francesco, 13 marzo del '70, troverò casa. Benissimo, vediamo di rispondere a questo. Francesco, penso di non averti mai risposto. Sì, sì, Davide, vedo anche te. No, no, sei entrato, sei entrato nella diretta, tranquillo. Allora, vediamo un pochino. Vediamo un pochino per Francesco se trova casa, 13 marzo del '70. Allora, non so come mai, ma qui c'è, un'indicazione al taglio che può essere legata a, aspetti burocratici, amministrativi, e possono essere legati a garanzie o, non lo so, c'è qualcosa perché la carta del sacerdote generalmente è una carta diciamo un po' così, un po' rigida, no, dove c'è rigore. Dunque, magari ti preoccupa qualche aspetto di questo tipo. Scusate se sentite forse un gracchiare, è il microfono che gratta sulla zip della cerniera, dunque scusatemi, mi rendo conto che potrebbe risultare fastidioso. Allora, dunque, vediamo un pochettino cosa dice la stesa. Ma allora sì, sì Francesco, assolutamente sembra che non solo la troverai, ma che in poche parole, darai una conferma o ti verrà data una conferma con una seconda visita. Dunque è la casa che vedrai 2 volte. Ehm, partiamo però dalla linea del passato, chiedo scusa, non si vedeva la prima linea, ma
sembra che comunque tuo malgrado, io non so se devi lasciare la casa dov'eri, se ti è arrivata una notizia di questo tipo dove magari non viene rinnovato un contratto, oppure per qualche ragione comunque vedi che c'è messaggero prigione, dunque c'è qualcosa che magari avresti voluto che andasse diversamente, l'hai vissuta proprio come una situazione di frustrazione, okay, una notizia non positiva e questo ha dato il via a una serie di ricerche. Qui c'è tra l'altro, compare una donna più giovane, non so che ruolo abbia nella tua vita questa figura, potrebbe essere una figlia, potrebbe essere magari una compagna più giovane che, in qualche modo è, forse anche, un motivo, no, o di valutazione di un'altra opportunità. Comunque in questo momento, la situazione o le trattative che potresti svolgere forse o magari la donna giovane è la proprietaria di casa, la persona con cui devi svolgere questa trattativa sembrano comunque andare molto bene. Ma, dunque devi in qualche modo essere farti avanti in modo più determinato, perché qui, vedi che è tutto positivo, c'è il trasferimento e non solo, anche qui guarda, riunione Belvedere, Imeneo Allegria. Premesso che io non so se desideri comprare o se è una casa in affitto, non so se effettivamente a me questo sembra proprio una notizia che non ti aspettavi di dover andare via per qualche ragione. Comunque, mi sembra proprio un bel sì e tra l'altro dovrebbe realizzarsi anche molto presto. Dunque, ehm, vedrai che insomma l'andamento cioè le carte veramente di ostacolo e di blocco sono nel passato, da questo momento in poi sembra andare tutto e svolgersi tutto piuttosto in modo molto lineare, senza grossi ostacoli, presto e bene, come si suol dire, Comunque sono convinta che la vedi 2 volte questa casa qua. Comprare, sì, sì. Bene. Benissimo. Allora, io farei un'ultima domanda, perché così, vediamo di prego Francesco, vediamo di dare, magari spunto o una risposta a qualcuno. Marietto, aiutami tu a scegliere perché io ho perso il filo, non so neanche dove siamo arrivati, bene o male vedo, le solite presenze. Oh, ecco qui, va bene. Emily. Vediamo come procede fra Manuela e Marco. 19 agosto 75 Manuela, 25 maggio 77 Marco. Allora qui sarebbe da capire, perché mi è già caduta la carta della donna maritata, c'è da capire se, vi state frequentando voi, se non capisco. Ah, okay, dalla regia mi arrivano messaggi. Allora vediamo un pochettino dunque Emanuele e Marco, magari se riesci Emily a mettere qualche dettaglio in più. Ah no, qui io vedo comparire un uomo più giovane, attenzione. Allora cosa si vede? Intanto saluto il Marietto che, saluta tutti, e praticamente inizia, lui già i protocolli per i suoi assistiti. Bene, okay. Dunque Emily, beh qui io
non è che so benissimo qual è la situazione, io sono separata, okay, bene. Ehm, e qui? Viviamo lontani, okay, geograficamente oh, bene, bene, okay, grazie per avermi dato appunto questi spunti. Dunque, diciamo che, copiosi messaggi, vedete ovviamente, sono i messaggi evidentemente la relazione è molto più virtuale che di persona, comunque tante telefonate, tanti scambi e a volte, attenzione, perché a volte la carta della superbia, oltre ad amplificare in positivo, può parlare di forme di rivalità, di competizione mhmm, o magari di incomprensione che si creano anche per questioni caratteriali, Dunque, c'è un qualcosina, ma è in ogni caso un rapporto, che, nonostante tutto ha, come dire, delle basi di fiducia, reciproca. Qui compare comunque una figlia che potrebbe essere un adolescente o poco più. Questo, non so che ruolo abbia, anche se a volte magari, ha creato un po' di movimento. Ad ogni modo guarda, ci sono delle proposte anche positive, il suo corteggiamento comunque, la partecipazione di questo ragazzo, di questo uomo comunque c'è e, ha tutta l'aria di essere comunque qualcosa che lui vede come solido, e c'è però anche un'altra cosa, qui compariva una figlia adolescente, qui compare una donna che potrebbe essere una madre, che in qualche modo ha un ruolo, o una ex o un ex con cui qui c'è un messaggero, dunque questo fa, come dire, risbuca questa figura o risbuca dal come tipo Ritorno al futuro, Ritorno al passato, oppure è, come dire, qualche notizia anche importante che riguarda questa donna, okay? Allora, cosa succede? Qui nel prossimo periodo c'è un momento di stallo, un momento di non so se è una pausa, voluta o forzata, ma per un periodo non sarà possibile vedervi. Non vengono descritte le motivazioni, a meno che non si riconduca a una notizia che riguarda questa donna di una certa età o una ex o un ex, Però di fatto è vero che per un periodo non sarà possibile vedervi, ma poi vedi la riunione, dunque ci sarà quest'incontro. Anche qui come tempi siamo nell'arco di un mese e mezzo. C'è poi, come dire, una situazione che, effettivamente va poi a darti qualche conferma, oppure, si propone in qualche modo di aiutarti, cioè o di venirti incontro, di essere di sostegno, dunque c'è qualcosa che ingrana, però nonostante tutto, ci sono dei ritardi, dei rallentamenti. Dunque diciamo che ha, un andamento a pendolo, un po' si avvicina, un po' si allontana, un po' si avvicina, un po' si allontana, ma non sembra essere dato da mancanza di volontà, quanto piuttosto da situazioni. In un caso forse bloccato a causa di qualcosa che comunque non riguarda voi 2, forse c'entra questa donna, e è possibile che ci saranno poi è vero che è più partecipe, ti darà delle soddisfazioni, ma forse alcuni ritardi sono dati dalla necessità di assistere qualcuno. Dunque, qui cosa si vede poi? L'incontro fisico molto anche di grande intimità, ma anche la possibilità che, quest'incontro io non so se lui viaggi per lavoro o se tu viaggiando per lavoro riesci a organizzarti a incontrarlo. Potrebbe avere a che fare col lavoro, potrebbe anche indicare che gli incontri sono comunque più per una forma di autogratificazione nel prossimo periodo, come se si cercasse comunque, un riconoscimento nel vedere se c'è ancora quella chimica,
no, fra voi. E attenta però perché c'è l'ombra di una donna del passato, quindi attenzione. Allora, io risponderei poi velocissimamente a, Elisabetta. Vediamo dunque se riesce a risolvere i problemi economici, 25 giugno del '70, poi mi raccomando cambiate un po' le domande, perché è un po', cioè non è che se lo chiedete 1.000.000 di volte la cosa cambia, o vi accodate alla risposta che vi piace di più. Cercate di dare anche il tempo alle previsioni di manifestarsi. Vediamo un po'. Dunque i problemi economici, 25 giugno del '70. Mah, un ritorno a casa, che potrebbe anche dire, che c'è una riconferma per quanto riguarda una casa o qualcosa. Ma allora, guarda, la situazione non è rosea, okay, si vede che c'è buona volontà, che hai cercato di avviare un progetto, anche pensandolo per la famiglia nel passato, no, ma che questa situazione che era all'inizio, che stava comunque ingranando e che sembrava comunque impiantata bene, si è bloccata, ci sono state delle difficoltà, sicuramente tuo malgrado. In questo momento devi fare attenzione a delle false promesse, falsi aiuti che possono giungerti da persone che hai vicino, tue conoscenze. Cioè c'è una situazione dove, magari si parla, ma non c'è concretezza, okay, dunque fai attenzione anche perché, così magari, farai affidamento in qualche modo. E, un'altra delle persone che comunque in questo momento contribuiscono a sollevarti un po' l'umore o il morale sembra essere questo uomo, un uomo comunque che gravita intorno a te. Potrebbe essere un fratello, potrebbe essere un amico molto importante, potrebbe essere qualcuno comunque a te vicino, okay? L'indicazione del domestico è, non escludo, possa, anche, guardare o dare indicazione appunto di un uomo un po' più giovane. Di fatto però una situazione, vedi qua, degenera. Ehm, la vecchia signora può voler dire, non so, una donna con la quale hai a che fare, oppure una situazione storica di lunga data, che improvvisamente proprio, con grande dispiacere va a precipitare. Dunque c'è qualcosa che non, a livello economico, ti devi aspettare di negativo nel prossimo periodo, dunque un peggioramento. Per questo ti dico non ti fare distrarre, non credere a determinate cose, perché, nel prossimo periodo arriva un po' un colpo. Però attenzione, ehm, ci saranno delle cose o più strategie che potrai adottare, ma di fatto e di sicuro, non sfuggirai a determinati controlli. Vedi che c'è la carta del nemico, dunque, devi insomma, possono essere controlli di natura fiscale, oppure controlli, visto che la tua situazione economica è il motivo della tua domanda, allora attenta, perché comunque sei un po' monitorata in questo senso, soprattutto dal prossimo periodo in poi. Però l'esito quantomeno, dunque diciamo che, ti aspettano ancora delle prove, però qui cosa si vede? Che allora, da una parte riceverai degli aiuti e dall'altra il lavoro,
okay, ti permetterà mhmm di consolidare delle cose. Dunque, non è una disfatta, ci saranno grosse difficoltà e forse qualcuna veramente, ti porterà anche a piangere, però io vedo che ti aiuteranno, forse ti verranno incontro in qualche modo, forse potrete rimercanteggiare, rimaneggiare gli accordi che avevate. Di fatto tutto verte intorno a un immobile, a qualcosa che ha a che fare con un luogo. Di fatto io ritengo che riceverai degli aiuti e potrai ripartire in qualche modo, ma non sarà semplice. Da quando arrivi là, a questo momento dove siamo qua, passi per un periodo al fuoco, okay? Va bene. Benissimo, io ringrazio tutti, vi ricordo che sono di nuovo disponibile per queste dirette gratuite, chiamiamole conoscitive, chiamiamoli responsi, come volete, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, dunque ci rivediamo lunedì, che lunedì ne avremo 17, benissimo, dunque ci rivediamo lunedì 17 alle 21:15, vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti professionali privati, il mio numero di telefono scorre dall'inizio della diretta ed è quello che vedete in sovraimpressione anche in questo momento. Un consulto con me dura 45 minuti, ha un costo di 20 €, dunque se avete piacere di approfondire, se volete fare anche più domande, perché comunque perché no, nell'ambito del consulto tutte quelle che rientrano nei 45 minuti, o se volete valutare anche attraverso altre discipline, altre arti divinatorie, come può essere la radiestesia, come possono essere le previsioni astrologiche, bene, io comunque vi aspetto sempre per un consulto professionale privato e vi ricordo ancora che adesso mi metto all'opera con i riequilibri. Grazie e a lunedì. Buon fine settimana e buona serata a tutti. Grazie.